Ennesima condanna per aver demansionato o dequalificato gli infermieri nell'azienda Abruzzo. Quella che è la nostra memoria è la nona condanna che riceve l'azienda Abruzzo di Cagliari per aver demansionato e dequalificato gli infermieri. Stiamo parlando di un fenomeno ormai cronico nell'azienda Abruzzo. Il professionista infermiere laureato, iscritto all'ordine professionale, deve esercitare liberamente la propria professione, cosa che gli viene impedito nell'azienda Abruzzo perché l'azienda si ostina, nonostante le 9 condanne per aver demansionato e dequalificato gli infermieri, a non assumere un numero adeguato di operatori sociosanitari. Questo prima di tutto va a danno dei pazienti, perché la mancanza degli operatori sociosanitari mortifica gli stessi pazienti, non fornisce personale previsto per l'assistenza di base. Siamo dinanzi a un comportamento ormai ostinato, umiliante. Non è possibile che un professionista debba assumersi le proprie responsabilità, correre rischi giuridici, andare avanti con turni pesanti e per lo più deve sostituire anche gli operatori sociosanitari. Non è più accettabile. Parliamo esattamente di condanne già ricevute per l'azienda Abruzzo per aver demansionato e dequalificato, quest'ultima di oggi dove si sta spendendo circa 200.000 euro risarcitorie. Stiamo parlando del reparto di neurologia, il reparto di medicina 1, il reparto di neurochirurgia, la medicina 2, la cardiochirurgia d'urgenza, la chirurgia vascolare d'urgenza, la ginecologia. È in atto un'ulteriore causa iniziata nel 2018 contro l'azienda Abruzzo dal personale della cardiologia e dell'UTIC. Quello che veramente ci fa dirare è aver visto la delibera di pochi giorni fa, dove si fa una previsione, si apre un bando per l'assunzione di 5 operatori sociosanitari. Questo è il chiaro segnale politico di volontà di continuare a demansionare e dequalificare il personale infermieristico. Non è più possibile, abbiamo visto in quest'ultimo concorso per infermieri un esodo, anziché essere tanti gli infermieri che hanno scelto di lavorare nell'azienda Abruzzo, vediamo che qui chi può fugge dall'azienda Abruzzo perché l'azienda si ostina a fargli fare il lavoro dell'infermiere con dei rischi molto elevati e in più essere dequalificati e sostituire anche l'assenza degli operatori sociosanitari. L'azienda Abruzzo si ostina a non pagare il personale infermieristico perché abbiamo dei dipendenti che oltre le 36 ore di lavoro previsto dal contratto sono obbligati dall'azienda a fare un'eccedenza ore che non gli viene né concessa come recupero, tantomeno messa in pagamento. Quindi le domande sono prevalentemente due, il sindacato non ha più tolleranza, non è più disponibile, perché la prima domanda è: nonostante 9 condanne da parte di giudici del Tribunale di Cagliari, com'è possibile che la situazione non sia cambiata? Tutti questi soldi agli avvocati, questo impegno del personale che vede un'azienda ottusa, un'azienda che le dice: se vuoi vedere i tuoi diritti portami a giudizio, cause che durano anni e anni e anni, è la cosa più irritante, che alla fine di questo percorso ci sono le sentenze di condanna, ci sono dei risarcimenti economici, ma non lo fanno per quello gli infermieri, lo fanno per avere dignità professionale, e la cosa più vergognosa è che nonostante dopo le condanne, negli stessi reparti continuano le procedure in assenza di operatori sociosanitari. Il sindacato degli infermieri è pronto alla mobilitazione perché è ora di finirla.